Il controllo di vicinato si sta rivelando sempre più utile nel coadiuvare le forze dell'ordine segnalando episodi di criminalità nel territorio. Se ne è parlato durante il convegno Sicurezza Urbana Consapevole e Partecipata, le reti internazionali e nazionali di sicurezza civica e le associazioni di controllo di vicinato, svoltosi a Mestre, a cui ha preso parte anche il presidente del Consiglio regionale Ciambetti, che ha riferito tra l'altro di aver presentato a Marsiglia la scorsa settimana il tema del controllo di vicinato. Che abbiamo da amministrazioni comunali, da polizia locale, da tanti cittadini che vogliono rendersi utile questa necessità di dare delle linee guida, di creare dei binari per cui uno che vuole appunto mettersi in moto, che vuole far sì che ci sia una rete di controllo nel proprio territorio possa sapere come fare e soprattutto anche da parte nostra formare i coordinatori per avere persone che siano competenti, che siano in grado anche di indirizzare le anomalie che emergono, le richieste di aiuto che ci sono all'ufficio giusto. Noi non chiediamo assolutamente a nessun cittadino di fare l'eroe, di fare atti diciamo così oltre le proprie capacità, necessità. Chiediamo solo di essere attenti, di verificare se ci sono appunto situazioni strane, persone particolari mai viste che girano nella propria città, magari anche di vedere se la buca delle lettere della vicina anziana si riempie in un momento particolare di posta non ritirata o qualcuno che va a fare la spesa sempre lo stesso giorno nello stesso negozio che non c'è più. Quindi mettere in moto anche un valore sociale di questa rete per far sì che appunto sia utile a 360 gradi per la qualità della vita dei nostri cittadini. Compresi quelli del Veneziano, che da quando è stato istituito il progetto voluto dal sindaco nel 2016 sono aumentati considerevolmente. Sia all'inizio nel 2016 ho trovato tra 600 e 800 aderenti in qualche modo a questa funzione del controllo del vicinato, con una decina sostanzialmente di gruppi del controllo del vicinato. A tutt'oggi siamo a 3.300-3.400 aderenti e più di 150 gruppi del controllo del vicinato. Questo ha inciso fortemente sulla percezione della sicurezza del proprio territorio da parte dei cittadini e ci sono stati anche sviluppi positivi per quello che riguarda poi la repressione vera e propria da parte delle istituzioni e delle agenzie di sicurezza, cioè le forze dell'ordine, proprio sulla microcriminalità.